Tensione sul lavoro in poche ore dopo l'operaio 57enne schiacciato ieri da un muletto nella Bassa Veronese a Romano Dezzelino, il corpo di un 41enne trovato sotto il macchinario agricolo che stava utilizzando sul Grappa. Nottata di paura a Verona per l'incendio all'esterno dell'hotel Maxim, evacuati in 300 tra turisti, lavoratori e studenti in gita allestite delle brande al Palazzo della Gran Guardia, 2 classi di Tolmezzo subito rientrati in pullman. È morto Claudio Tiziani, ex presidente del Lions Club di Bassano, investito lunedì da un mezzo di raccolta rifiuti a Castelfranco Veneto. A Campodoro, 89enne, 3 volte uccisa da una moto. 6 arresti per la banda delle spaccate attiva tra Italia e Romania, fermata a Firenze, l'ultimo ricercato. Si chiude così il cerchio sull'organizzazione che colpì anche a Padova e Castelfranco Veneto. Doveva scadere subito dopo Pasqua, ma la zona rossa di Treviso è stata riconfermata dal prefetto per altri 2 mesi e il sindaco Conte incalza il ministro Nordio, ora a lavorare ad una vera riforma della giustizia. Rincari, Autostrade Alto Adriatico annuncia pedaggi invariati fino al 2029 nel Vicentino, controlli a tappeto della finanza nel settore dei carburanti, regolare un impianto su 4. La nazionale di calcio per la 3ª volta di fila non si qualifica per i mondiali. Siamo andati a sentire cosa ne pensano i veneti che puntano il dito contro l'alto numero di stranieri nelle squadre italiane. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Lo avete sentito dai titoli, 2 vittime sul lavoro in poche ore in Veneto dopo l'operaio 57enne schiacciato ieri da un muletto nella Bassa Veronese a Romano Dezzelino. Un incidente è costato la vita ad Egidio Bergamo, allevatore 41enne molto conosciuto nel Bassanese. Anche questo incidente ieri sera sul Monte Grappa. È proprio qui che ieri sera è morto Egidio Bergamo, 41enne, residente a Romano Dezzelino. Ci troviamo in Col Campeggia, sul massiccio del Grappa. Bergamo era venuto ieri sera per lavorare le terre che gestisce di solito. Stava usando questa macchina per spargere il letame, per concimare il terreno, quando qualcosa deve essere andato storto. Forse qualche ingranaggio si è inceppato, l'uomo ha cercato di sbloccarlo e adesso è al vaglio dei vigili del fuoco che sono intervenuti dalla dinamica di questa tragedia. Il dramma sarebbe avvenuto in serata e il ritrovamento di quello che restava del corpo di Bergamo sarebbe avvenuto parecchie ore più tardi. A dare l'allarme attorno alla 00:30 è stata la madre di Bergamo. Non vedendo rincasare il figlio sono stati allertati i vigili del fuoco, è stato allertato il SUEM 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto si sono trovati davanti una scena tremenda. È l'ennesimo incidente mortale sul lavoro. Bergamo era molto conosciuto non solo a Romano, dove viveva e dove ricopriva la carica di referente degli agricoltori. Purtroppo sappiamo che è un territorio, quello dell'agricoltura, in cui ci sono tanti lavori fatti individualmente, laddove l'intervento dell'uomo è fondamentale perché funzionano le macchine. Diventa anche un'ennesima dimostrazione che l'agricoltura va resa più sicura, ma in questo momento evidentemente si parla di una persona che non c'è più, di conseguenza ci stringiamo tutti, anche la comunità di Romano, alla famiglia. Una figura che avevamo incrociato in più occasioni anche noi di Rete Veneta, con le tante interviste rilasciate al nostro microfono per trattare la questione delle predazioni dei lupi, per parlare di malghe alpeggio, di allevamenti, campagne e montagna. Grande lavoratore, si era sempre battuto per tutelare il suo settore, critico, provocatorio, propositivo e soprattutto un grande ottimista. Quest'anno invece di portarli in montagna le porteremo a Jesolo, perché almeno lì porteremo le nostre vacche al sicuro al pascolo. Le vacche sono in sosta, prima di partire noi ci abbiamo rifucillati, adesso siamo pronti per scendere a valle. Gli ultimi 400 metri ce l'abbiamo fatta. Notte di paura a Verona, un incendio è scoppiato all'esterno dell'hotel Maxim, turisti, lavoratori e studenti fatti evacuare.
Le fiamme alte, il fumo denso ed acre che è penetrato nella struttura rendendo l'aria irrespirabile e le urla degli ospiti dell'Hotel Maxim a Verona. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da studenti, turisti ma anche lavoratori. Molti giovani sono scesi dalle scale con pantaloncini e magliette. Solo in un secondo tempo sono potuti rientrare nelle camere accompagnati dai vigili del fuoco per recuperare valigie e borse. 2 classi dell'Istituto Superiore Paschini di Tolmezzo hanno fatto immediatamente il rientro in Friuli in pullman. Alcuni genitori di una classe svizzera si sono precipitati a Verona per portare a casa i figli, mentre gli altri ospiti, circa 124, hanno passato la notte al Palazzo della Gran Guardia. Sul posto numerose squadre tra vigili del fuoco, SUEM 118, forze dell'ordine e protezione civile. Un cumulo di materiali e scarti accatastati a terra, tutto bruciato, ed è da qui che sarebbero partite le fiamme che si sono propagate ad alcuni cipressi che si trovavano a ridosso della facciata dell'hotel, dove all'ultimo piano erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Il vento ha fatto poi il resto. In pochissimi minuti le fiamme si sono propagate. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver avvertito come dei botti di petardi esternamente alla struttura. Una persona sarebbe stata portata per una lieve intossicazione all'ospedale di Borgo Roma. Si tratta di una dipendente dell'hotel. Sono in corso le indagini dei vigili del fuoco per accertare le cause del rogo, che poteva avere conseguenze ben più gravi. È morto Claudio Tiziani, ex presidente del Lions Club Bassano, investito da un mezzo di raccolta rifiuti lunedì a Castelfranco Veneto. Si è spento dopo 2 giorni di agonia all'ospedale Cafoncello il 70enne Claudio Tiziani, originario di Cittadella ma bassanese d'adozione, ex presidente del Lions Club di Bassano del Grappa e molto conosciuto in città. L'uomo era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto lunedì mattina a Castelfranco Veneto. Secondo una prima ricostruzione, Tiziani era in sella alla sua bicicletta di ritorno verso casa e stava percorrendo via Camavitto quando un mezzo compattatore per la raccolta rifiuti di Contarina, guidato da un 54enne, avrebbe svoltato da via Bella Venezia, centrandolo in pieno. Il ciclista è finito a terra e il mezzo gli è passato sopra. Intervenuti nell'immediato il SUEM 118 e l'eliambulanza da Treviso. Le sue ferite sono apparse subito gravissime, anche se inizialmente era cosciente. Trasportato prima all'ospedale di Castelfranco, è stato poi trasferito al Cafoncello di Treviso perché le sue condizioni si erano purtroppo aggravate. La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un'inchiesta e, come atto dovuto, ha indagato l'autista del mezzo per omicidio stradale. Il PM incaricherà un consulente per accertare la dinamica della tragedia. Non è escluso che venga eseguita anche l'autopsia sul povero Tiziani. Contarina ha espresso il suo più profondo cordoglio per il decesso. Tragedia della strada anche nel Padovano, a Campodoro, dove ieri sera un'anziana è stata travolta e uccisa da una moto mentre stava attraversando la strada. La vittima si chiamava Anna Polese, il dolore dei familiari e di un'intera comunità. Lei ci teneva a relazionarsi con le persone, salutava chi passava e quando qualcuno voleva parlare lei con pazienza si fermava, dava tempo, dava sorrisi e quindi è amata e ben voluta da molti. Stava attraversando la strada per rientrare a casa, dove l'aspettava una parente perché era sempre circondata dagli affetti e a loro dedicava tempo e sorrisi. Anna Polese, l'89enne, travolta e uccisa da una moto a Campodoro martedì sera. Il dolore di Rosa Maria, una delle figlie dell'anziana, che ricorda il grande amore per la famiglia che caratterizzava la madre. Era sempre attiva, presente, attenta, intelligente, leggeva volentieri. E mamma di 5 figli con 14 nipoti e anche dei pronipoti. Aveva sempre qualcuno da invitare a casa e tutti si faceva raccontare da tutti e quindi lei era veramente nel mondo, sapeva tante cose di tutti e del mondo. La tragedia nel tardo pomeriggio verso le 18:30. Anna Polese, fatti pochi passi lungo la pista ciclabile, era in attesa di attraversare la strada quando all'improvviso è stata urtata con violenza da un motociclista in sella ad una potente Yamaha. Inutili soccorsi arrivati in elicottero da Padova. Per l'89enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Mestrino per i rilievi, il conducente della moto, un 42enne di Grisignano di Zocco,
sciocco, ferito in modo lieve, è stato portato in ospedale a Cittadella. L'uomo è indagato per omicidio stradale colposo, un atto dovuto per consentire alla procura di eseguire tutti gli accertamenti e nominare consulenti di parte. Anna Polese era sempre sorridente, amava festeggiare le ricorrenze. Nella foto del suo ultimo compleanno a febbraio era raggiante con i figli e i nipoti, gentilezza ricordata anche dai vicini di casa. Una signora molto simpatica, soprattutto, anche perché passava quasi tutti i giorni qui a piedi e andava a trovare la figlia qua che abita proprio in paese. L'avevo vista giusta nel pomeriggio in auto che stava andando verso casa. Cioè è una cosa veramente inaspettata, guardi, ha ancora un magone. Sempre stata una brava signora, purtroppo. L'incidente è avvenuto in via Municipio, nella frazione di Pevadoro di Campodoro, una strada dove spesso auto e moto corrono ad alta velocità. Qua corrono tanto, corrono. Non rispettano i limiti qua nessuno. Purtroppo la vede che c'è un dosso, c'è un limite di velocità, ma una buona parte non lo osserva. C'è un deterrente lì che non funziona da anni. 6 arresti per la banda delle spaccate attiva tra Italia e Romania, fermato questa mattina a Firenze l'ultimo ricercato. Si chiude così il cerchio sull'organizzazione che colpì anche a Padova e Castelfranco Veneto. La Polizia di Stato chiude il cerchio su una banda transnazionale specializzata in spaccate, 6 arresti e colpi per centinaia di migliaia di euro tra Veneto e Toscana. La squadra mobile di Padova ha eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere su disposizione del GIP e richiesta dalla Procura nei confronti di cittadini rumeni tra i 28 e i 45 anni, ritenuti parte di una cellula criminale attiva tra Italia e Romania, con refurtiva destinata al mercato illegale dell'area balcanica. L'indagine parte dalla spaccata del 18 dicembre 2025 all'Ottica Max di Padova, dove furono rubati occhiali per oltre 200.000 euro. Al gruppo vengono attribuiti anche altri 2 colpi, lo scorso 23 gennaio a Castelfranco Veneto ai danni del negozio Luxury Mood. In quell'occasione 3 malviventi, dopo aver infranto parte della vetrina con un tombino, si erano introdotti all'interno del negozio, razziando numerose borse griffate, con un valore all'ingrosso di oltre 25.000 euro. Il secondo colpo risale lo scorso 2 marzo a Montecatini Terme, alla profumeria Rossana, dove i malviventi hanno rubato profumi per un valore di oltre 50.000 euro. Decisivo l'intervento del 3 marzo scorso. 4 membri della banda sono stati bloccati dopo un furto da 200.000 euro alle officine ottiche Gianelletti di Padova. In fuga verso Bologna hanno tentato di cambiare auto, ma sono stati intercettati e arrestati. Una quinta componente, una donna rumena, era stata rintracciata e arrestata a Roma, mentre nelle scorse ore è stato individuato anche l'ultimo ricercato, un 40enne rumeno fermato a Firenze e condotto in carcere, completando così l'esecuzione di tutte le misure cautelari. Le indagini hanno ricostruito l'operatività del gruppo, che utilizzava un'auto con targa francese per spostamenti frequenti oltre confine e che colpiva con la tecnica del tombino, sfondando le vetrine in pochi minuti. Il dramma del ristoratore che si è tolto la vita ieri mattina a San Nazario, una comunità sconvolta. Il sindaco Ferazzoli parla di una sconfitta per tutti. Oggi il silenzio che sta imperando nel cuore di San Nazario è fortissimo. Sì, è fortissimo perché ovviamente Gino era una figura di riferimento del luogo e quindi ovviamente quando accadono situazioni come queste ovviamente è una sconfitta per tutti. Ogni singolo residente di San Nazario di Valbrenta è stato toccato dalla tragedia avvenuta martedì mattina, quando Gino Secco, il gestore 79enne della trattoria nel cuore del paese, si è tolto la vita sparandosi un colpo di fucile al volto mezz'ora prima che arrivasse l'ufficiale giudiziario per sfrattare lui e la sua famiglia dal locale e dall'abitazione che occupavano. Una vicenda sconvolgente, dice il sindaco Ferazzoli. È un trauma che ovviamente non sarà facile cancellare perché ovviamente ha una dinamica importante che ha coinvolto in primis i parenti e poi ovviamente tutta la comunità. Non c'è un lutto, solamente un lutto in sé, ma le modalità in cui è avvenuto, ovviamente la tragicità amplifica l'accaduto. Non si tratta di dare la caccia a dei responsabili, però come abbiamo avuto modo di
dire se arriva a questa situazione da ciò usciamo tutti sconfitti, e quindi è importante individuare dei percorsi che consentano anche di recuperare, di cicatrizzare alcune ferite ed è farlo nel modo giusto. Nelle nostre comunità ovviamente locali come questi fanno parte dell'identità di un luogo, non sono 4 muri con delle sedie, sono la storia di un paese, i racconti, gli episodi che poi riassumono, sintetizzano la memoria collettiva di una comunità. Il funerale di Gino Secco con ogni probabilità si svolgerà mercoledì prossimo, 8 aprile, nella chiesa parrocchiale di San Nazario. Doveva scadere subito dopo Pasqua, ma la zona rossa di Treviso è stata riconfermata per altri 2 mesi. La decisione questa mattina del prefetto. Il prefetto ha deciso di prorogare di altri 60 giorni la scadenza della zona rossa e quindi si continuerà con lo stesso perimetro della zona attuale e con lo stesso andamento di controlli. E quindi senza soluzione di continuità fino ai primi di giugno, in modo da coprire, come recita anche la nota della prefettura, ponti e festività. Escludendo ulteriori allargamenti ad altre zone del capoluogo, restano zone rosse il quadrante di Via Roma, a ridosso della stazione, e quello altrettanto caldo di Piazza Borsa. Così ha deciso il prefetto Angelo Sidoti al termine del vertice convocato con forze dell'ordine, Polizia Municipale e sindaco. I cittadini manifestano soddisfazione e si sentono un po' più sicuri, quindi la percezione di sicurezza è certamente molto migliorata. Poi sono stati anche allontanati una quindicina di soggetti che quindi è stato dato un segnale forte. Di certo ha avuto un suo peso specifico l'ultima rissa, quella di sabato sera in via Zorzetto, con diverse denunce e 2 soggetti allontanati. Proprio l'allontanamento è uno degli strumenti d'elezione della zona rossa, con tutti i pro e i contro del caso. Talvolta non sono efficaci perché si allontana una persona, si sposta e poi questa ritorna. Noi lavoriamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione, poi attraverso le forze politiche, attraverso anche la presenza del ministro qui in città dobbiamo lavorare perché coloro che compiono i reati finiscano in galera e non ce li ritroviamo in giro per le strade a compiere ulteriori reati. Però questo è un ragionamento diverso che passa attraverso una vera riforma della giustizia e quindi in questo momento però ci accontentiamo di questi strumenti che sono strumenti importanti per le forze dell'ordine. Dunque Conte spera ancora nel guardasigilli e più in generale nell'azione di governo, ma non c'è soltanto la zona rossa a Treviso, presente al vertice in prefettura anche il presidente della provincia. Per quanto riguarda la Pasqua ci saranno dei controlli in più di routine, però nulla di cui preoccuparsi. Massima attenzione, continua il lavoro delle forze dell'ordine. All'audizione in Commissione regionale Autostrade Alto Adriatico ha annunciato di voler mantenere le stesse tariffe attuali per i pedaggi almeno fino al 2029. Intanto in queste ore ci sono stati dei controlli della Guardia di Finanza Berica di Vicenza in ambito dei carburanti, verificando una irregolarità su 4 impianti. Mantenere inalterati i pedaggi almeno fino al 2029 compreso, completando i lavori della terza corsia. È l'obiettivo di Autostrade Alto Adriatico. La concessionaria autostradale sarebbe l'unica in Italia a non aumentare le tariffe per 11 anni consecutivi, nonostante la forte inflazione registrata dal 22. Un obiettivo ambizioso messo nero su bianco nell'aggiornamento del piano economico finanziario da record da 1.895 milioni di euro. L'annuncio è stato dato nel corso dell'audizione della prima commissione permanente regionale che si è tenuta a Trieste e avente come tema i bilanci e le prospettive future della società. Sì, la commissione regionale ci ha dato oggi la possibilità di illustrare ulteriori dettagli del nostro piano economico finanziario che è ormai in procinto di essere approvato. Abbiamo stabilito di non aumentare i pedaggi di qui fino ad almeno il 2029, quindi per diversi anni non ci saranno aumenti tariffari che riguardano
riguardano la rete autostradale di competenza di Autostrade Alto Adriatico. Tra le opere ancora da realizzare figurano l'abbattimento e la ricostruzione di 10 cavalcavia tra San Donà e Portogruaro, 25 km di terza corsia della A4 tra San Donà e Portogruaro, incluso il nuovo casello di San Stino di Livenza, i 12 km di terza corsia dal nodo di Palmanova a Villesse, la riqualificazione del casello dell'Iser, l'allargamento del casello di Re di Puglia, il nuovo casello di Alvisopoli Bibione. Ma un futuro impegnato nella realizzazione di opere fondamentali per la crescita del territorio, di opere fondamentali per la sicurezza delle persone, di opere fondamentali per la modernizzazione della nostra economia, per la modernizzazione del paese, perché poi la rete autostradale che gestiamo è una rete autostradale ormai funzionale ai traffici europei, non più soltanto italiani. Cambiamo argomento, Italia fuori dai giochi, la delusione è mondiale, anche in Veneto, riguarda tutte le generazioni, mancano talenti italiani, lamentano in tanti. È molto grave perché è la terza volta consecutiva che non andiamo al mondiale, che eravamo quasi i leader del calcio mondiale e adesso siamo a terra completi. Sfiga. Sfiga lei dice? Sì, sfiga. Perché secondo me hanno giocato bene, gli altri erano più attivi, però hanno giocato bene, insomma. Grande delusione. Grande delusione proprio. Oggi non mangio, faccio sciopero della fame. Mi dispiace perché ricordo quando abbiamo vinto, cos'era, il 2006? Ero felice, abbiamo festeggiato e questa volta non festeggeremo. Quindi un'emozione in meno. Un'emozione in meno. Nessuna notte magica, nessun gol a risvegliare Piazza dei Signori, magari davanti a un maxi schermo. La delusione per il mondiale che sfuma è trasversale tra i trevigiani e questo riguarda tutte le generazioni, nonostante le aspettative fossero mediamente già basse. Non nutrivo grandi speranze, per me era tutto bello che ha parecchiato, non sono così stupito, non dico un finale già scritto, però quello che ci meritiamo. Nelle ore in cui lo stesso ministro allo sport Abodi invoca la rifondazione del calcio italiano tra i tavolini dei bar e Calmaggiore, le analisi si sprecano, talvolta convergono e l'ironia spesso è amara. Non c'è due senza tre. Perché se l'aspettava? Ma perché non si può aver paura della Bosnia, cioè voglio dire. A parte che fossimo passati saremmo usciti subito. Però non è questa l'Italia, è il sistema che non funziona, troppi pochi italiani che giocano nel campionato. Abbiamo più stranieri nelle squadre dei club locali e nazionali e praticamente non riusciamo a trovare dei giocatori italiani, o meglio non riusciamo a portarli ad essere dei giocatori. Abbiamo solo stranieri. Potrebbe essere quello che sostituisce Gattuso. Potrebbe sostituire. Potrebbe essere, per esempio, vero? Sì o no? Nel rugby? Io lo odio ormai il calcio perché da piccolo andavo a letto con le scarpe da calcio a 6 anni per essere pronto al mattino. Adesso lo odio perché non sono all'altezza. Non sono deluso, avevo perso, basta. Accettare. Bisogna accettare in Italia. Bisogna accettare tutto in Italia. Ci si aspettava qualcosa di più, soprattutto per l'immagine dell'Italia, un po' per compensare anche i momenti tristi che passiamo, almeno qualcosa di... Però i bosniaci se la godono, bene per loro, è giusto. Siamo in chiusura, vi lascio come di consueto alla sigla a seguire le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.